Il titolo del mio intervento è Carlo Fontana come cerniera tra due periodi storici. Devo subito precisare che la cerniera dà un'idea di mobilità, ma secondo me Carlo Fontana è stato il perno immobile di una cerniera che unisce un periodo storico di grandissima densità e qualità artistica, che è quello dei maestri del barocco, con il periodo successivo, che è la diffusione del barocco e nello stesso tempo la messa tra parentesi del barocco. Ecco, Carlo Fontana sicuramente aveva un carattere molto forte. Il Pascoli ce lo descrive di bassa statura, più nero che olivastro, quindi quasi un negro, diciamo, che sorprende trattandosi di un lombardo. Evidentemente era diverso, era un personaggio, come spesso avviene per le persone che non hanno una grande statura dal punto di vista fisico, che reagisce a questa minorazione aspirando ai più alti destini. E questo è stato un po' il dramma di Carlo Fontana, cioè uno squilibrio tra le aspirazioni e il periodo storico in cui si è trovato e nello stesso tempo le sue qualità di artista. Ci sono altre immagini che documentano l'aspetto fisico di Fontana. Questa, diciamo, è l'immagine del trionfatore nel periodo storico in cui aveva raggiunto il massimo di celebrità. Questa viceversa è una caricatura di Pier Leone Ghezzi, un personaggio che ha sicuramente il merito di averci tramandato delle immagini che rispetto a quelle ufficiali, che rispecchiano così una visione un po' spenta, tradizionale dell'uomo, una immagine invece più vivace, più realistica. Ecco, il ruolo più evidente di Fontana è quello di amministratore testamentario. Arriva a Roma a 12 anni, a 19 già è attivo con Pietro da Cortona, quindi raggiunge rapidamente le condizioni che gli consentono di conoscere, di frequentare e in parte di collaborare con i massimi protagonisti del tempo. Anzitutto Bernini, nei confronti dei quali ovviamente riconosce la forza dell'attrazione come appunto l'attrazione esercitata da un protagonista nei confronti di un giovane appena arrivato. Ma anche Borromini esercitava su di lui un certo interesse. Tant'è vero che ci ha fatto una caricatura, ci ha tramandato una caricatura che qualcuno dice che non è di Carlo Fontana, però francamente, anche se la calligrafia non è la sua, qui si parla esplicitamente in una didascalia dell'autore. Ed è una caricatura molto interessante. Conosciamo pochi disegni del Fontana di questo genere, però il modo in cui è acquarellato, bistrato, eccetera, effettivamente fa pensare a certi suoi disegni di paesaggio che avremo occasione di vedere. Ecco, Borromini è dipinto, ormai vecchio, sia da vicino, con questo grande naso caratteristico, sia da lontano come figura caratteristica, perché sappiamo tutti che si vestiva in modo originale. C'è un atteggiamento nei confronti di Borromini di distanza, di distacco. Evidentemente non poteva condividere Fontana, che aspirava ad essere un protagonista sul piano del potere, un atteggiamento come quello di Borromini, sicuramente di tutt'altro genere. Questo è uno dei primi disegni
che si conoscono di Fontana è un rilievo dell'ottagono di Santa Maria della Pace. Questo ci fa capire che anche Pietro da Cortona è stato un suo interlocutore, però Pietro da Cortona non ha lasciato grandi influenze sul suo collaboratore. Una delle prime opere, anche delle più felici, l'altare di Santa Maria in Trasportina, ci rivela gli interessi del giovane Carlo Fontana, che ovviamente si esercita su una tematica che è la tematica geometrica della curvatura e della centralità, e introduce un elemento che poi sarà caratteristico di tutta la sua produzione, cioè la corona. E naturalmente uno psicologo potrebbe capire il senso di questa predilezione per un oggetto così particolare. D'altra parte lui è diventato dipendente del re di Polonia ed è stato nominato anche conte, quindi era un collezionista di onoreficenze. Addirittura nell'Accademia di San Luca qui è conservato un suo dono che è un elenco di tutte le onoreficenze che era riuscito a conquistare. Ma parliamo dell'architettura. Questo esempio è un esempio eccellente di ripresa di alcuni temi del baldacchino di San Pietro, e vediamo anche una capacità di introdurre in questa traduzione una vivacità, una complessità che poi stranamente spariranno dal linguaggio fontaniano. Ecco, qui abbiamo un esempio classico di un rapporto con Bernini che ci è stato già illustrato sul piano iconologico da Fagiolo, ma che sul piano stilistico io direi di diluizione. Cioè sembra che all'ottimo vino, a volte veramente straordinario, di Bernini, Fontana si proponga sempre di aggiungere dell'acqua, fino a farlo diventare abbastanza insipido. Guardate per esempio questa allegoria, certo dal punto di vista iconologico è impeccabile, ci sono i cervi, c'è il triregno, ci sono gli angeli, ma guardiamo anche il risultato finale di questa cosa. Certamente senza Bernini e Borromini non ci sarebbe questo oggetto, però che cosa c'è rimasto di Bernini e di Borromini? Soprattutto una formula. Queste volute. Quello che colpisce di più è questo strano squilibrio di scala. Guardate questi grandi angioloni. Praticamente hanno l'altezza più o meno di un essere vivente. E sono accostati niente meno che al Padre Eterno, a Gesù, eccetera, che sono invece piccolissimi. Ma diciamo quello che soprattutto non convince è questo aspetto di centrotavola, di torta mangiabile, che è indiscutibile. Ecco, a San Pietro lui si confronta con Bernini. C'è chi dice che si dimostra un ottimo allievo di Bernini, io direi che si dimostra un pessimo allievo di Bernini, perché Bernini riesce a fissare l'attimo fuggente, crea degli spettacoli straordinari, degli spettacoli a cui sembra di poter partecipare perché riesce a darci la sensazione di un tempo che sta scorrendo e di cui noi partecipiamo come osservatori. È veramente straordinario, miracoloso l'effetto berniniano. Qui invece abbiamo una elegante composizione di elementi, ognuno dei quali ha sicuramente un significato, ma non abbiamo questa sensazione temporale. Ecco, forse qualcosa di più si potrebbe trovare a Fulda, in questo altare costruito molto lontano da Roma, sicuramente interpretato da esecutori. Questo è un straordinario oggetto che abbiamo già visto, l'abbiamo visto confrontato con un catafalco di Bernini, mentre nel catafalco di Bernini sta succedendo qualcosa mentre noi passiamo, qui invece non succede niente, si ha la sensazione
che è stato messo tutto bene in fila, una cosa sopra l'altra, come si arreda un bel tavolo da pranzo. In effetti sappiamo che Fontana è stato un animatore di feste, molto apprezzato dall'aristocrazia romana per questa sua capacità, e anche in questo era seguace di Bernini. Purtroppo non possiamo confrontare le feste di Bernini con quelle di Fontana, ma io ho la sensazione che saranno state molto meno allegre e scoppiettanti, diciamo. Ecco, la corona, che è un po' la sua ossessione, si capisce, perché poi gli ha permesso di diventare conte. Qui, come vedete, è vivisezionata per farla stare in piedi, e qui bisogna riconoscere la bravura di Fontana, il quale gradualmente acquista una coscienza di tecnico che è probabilmente l'aspetto più interessante della sua personalità. Cioè dove, in un certo senso, l'ispirazione artistica era meno importante, addirittura non necessaria, lì Fontana trova una strada di notevole interesse, vedremo qual è. Ecco, ancora la corona, come vedete, è un tema dominante. Ecco, questo è un arco di trionfo. Si dice, anzi lo dice un mio autorevole maestro, Rudolf Wittkower, che Fontana è, come dire, il grande profeta del classicismo barocco. Sulla parola classicismo si può discutere all'infinito, ma secondo me è molto più classico Bernini di Fontana, è molto più classico Rainaldi di Fontana. Quindi praticamente che cosa ha scoperto? Quello che già c'era nell'aria. Perfino Borromini è stato un architetto classico in certi momenti della sua esistenza, così come è stato un architetto della semplicità. Ecco, sì, il classicismo di Fontana sta in questo, nel rievocare, con una enorme complicazione, anche iconologica, rievocare i fasti anche dell'architettura cinquecentesca, ma il rapporto con il Cinquecento è un rapporto stabile nel barocco, è un rapporto proprio di sangue, diciamo, non c'era bisogno di riscoprirlo. Ecco, questo è un altro esempio di derivazione berniniana in cui sempre l'effetto è deludentissimo. Certo, questi angeli sembrano trasportare questa cornice pesantissima, sorreggendola dal basso, ma tutto questo avviene in uno spazio mal illuminato e senza creare un effetto di sorpresa. Ecco, il berninismo di Fontana coglie alcuni aspetti molto secondari, diciamo, mentre non coglie assolutamente questo problema della presenza reale all'interno di uno spazio irreale. È vero, erano due uomini di teatro, anzi addirittura dobbiamo riconoscere a Carlo Fontana il coraggio di aver costruito un teatro a Roma, il primo subito proibito e distrutto perché nella città di Roma il teatro era considerato qualcosa di inaccettabile. Il teatro di Tordinona, che è vissuto per pochi anni, è sicuramente espressione del Fontana uomo di teatro, al quale mi pare è dedicata anche una comunicazione in questo convegno. E tuttavia c'è uomo di teatro e uomo di teatro. Secondo me il rapporto con il teatro di Bernini era di tutt'altro genere. Non è tanto la teatralità che interessa Bernini, nel senso fisico, scenografico, ma è invece proprio il rapporto tra la rappresentazione e l'ascolto, quello che mette a fuoco in modo mirabile. Ecco, quindi ancora faccio vedere degli esempi di derivazione da Bernini in cui
Ci sono anche a volte degli elementi di originalità, ma spesso si assiste a questa specie di diluizione. Guardate per esempio questo meraviglioso dettaglio in cui, va bene, ha lavorato il Raggi, però il disegno è sicuramente berniniano. Ecco, questo è quello che è la traduzione di Fontana. Questa è anche la traduzione di Fontana nella Cappella Albani di questa meravigliosa visione empirea di Bernini a Castel Gandolfo. Ecco, certamente il potere acquistato da Carlo Fontana è stato straordinario, è stato uno degli uomini più potenti nel campo dell'architettura europea. È riuscito a costruire fuori di Roma, per l'intervento dei Gesuiti ha costruito questo santuario di Loyola, che certamente nella pianta esprime in pieno questa vocazione di controllo razionale che vedremo poi svilupparsi in altre opere. Però poi quando si tratta di tradurre questo in architettura, il rapporto, diciamo, berniniano tra l'elemento centrale, il fulcro compositivo e l'elemento posteriore si rivela abbastanza privo di mediazione. Ecco, Bernini aveva cercato tutti i tipi di mediazione possibile per arrivare a una soluzione dell'abbraccio, cioè di questa architettura che si inflette per accogliere. Fontana, anche quando si tratta di proporre qualcosa per San Pietro, sembra non capire. Bernini aveva pensato al terzo braccio di cui vedete in questo disegno un'impronta. Il terzo braccio doveva ricostruire quell'ovale che allo stato attuale delle cose si percepisce solo nella pavimentazione, perché i due elementi fanno parte dell'ovale, ma sono due elementi, quelli delle colonnate, sono due elementi semicircolari. Quindi a Bernini interessava dare corposità, percepibilità all'ovale e per questo aveva immaginato un terzo braccio curvato che chiudeva in qualche modo l'ovale. Carlo Fontana è un precursore di Piacentini. Che cosa pensa? Di tagliare tutto e di trasformare la parte al di là di quella che ripete un po' come Piacentini l'antipiazza dalla parte della Basilica, di dedicare tutto il grande spazio ricavato fino al fiume ad un grande mercato. E qui è l'aspetto interessante di Carlo Fontana, il quale probabilmente non è un grande architetto, ma è sicuramente un personaggio molto sensibile a ciò che avviene nella sua società e quindi in un certo senso meriterebbe un riconoscimento di essere stato il primo grande architetto borghese. È un riconoscimento che è anche un'accusa forse, ma lo è stato veramente perché ha intuito che la riorganizzazione dello Stato era il grande tema che si presentava nell'imminenza del secolo nuovo, il Settecento. In questo senso veramente è stato profetico. Vedremo per esempio a Montecitorio come questo carattere profetico si esprima compiutamente. Ecco, per quanto riguarda San Pietro, indubbiamente non aveva capito cosa volesse Bernini e nell'immaginare una replica pura e semplice di quella antipiazza dava un'ulteriore complessità alla struttura, sacrificando il carattere di protagonista dell'ovale. Avrebbe in un certo senso realizzato un sistema cruciforme, complesso e abbastanza disordinato nel suo insieme dal punto di vista percettivo. Borromini è un'altra delle sue
segrete passioni, perché poi alla fine ne subisce l'influenza. L'esempio più classico è questo Santa Rita da Cascia, che è impostata su uno schema rombico, esattamente come San Carlino, ma che quanto di più diverso si può immaginare da San Carlino. Poi imbalsamata attraverso la ricostruzione è diventato un edificio molto discutibile. Un altro di quelli che vengono considerati i suoi capolavori è la facciata di San Marcello al Corso. Anche qui si dice per la prima volta ha fatto una facciata concava, questa facciata sarà poi replicata nel Settecento da Juvarra a Santa Cristina a Torino, poi a Würzburg, sarà in un certo senso un modello tipologico questa facciata concava. In realtà la facciata concava l'aveva già fatta Borromini, l'aveva realizzata con dei pilastri invece di colonne per ragioni che ben sappiamo, cioè si trattava di costruire un edificio in tono minore, anche se poi il tono minore non gli è riuscito. Quindi che cosa ha fatto Carlo Fontana? Ha ripreso il tema borrominiano e lo ha ripensato in modo complesso, utilizzando quella straordinaria, efficacissima ricerca che aveva fatto Carlo Rainaldi, nei confronti del quale il Fontana si è comportato malissimo. E continuano a comportarsi malissimo, secondo me, i critici che non hanno restituito a Carlo Rainaldi il merito di aver messo in discussione il barocco all'interno del classicismo, ma senza rinunciare ad alcune grandi conquiste del barocco. Quindi diciamo che quello che viene attribuito normalmente a Fontana, in realtà lo ha fatto in modo drammatico Rainaldi, mentre Fontana è rimasto un po' a vedere dalla finestra, utilizzando sempre quello che gli capitava e gli serviva di più. Non c'è nulla di originale in questa facciata. Quella soluzione della colonna angolare che sembrerebbe una cosa originale, in realtà era già stata provata nella facciata di San Nicolò da Tolentino. Questa edicola sporgente che si innalza e che finisce poi in quella infelice soluzione decorativa del semicerchio superiore, anche quella è una derivazione un po' da Domenico Fontana nella Cappella Sistina, un po' da Borromini che appunto al centro del suo portale dei Filippini introduce questa edicola che slitta verso l'alto. Ecco. Naturalmente Borromini si sente molto anche nella cupola di Montefiascone, addirittura in un primo disegno che è stato pubblicato recentemente di Nicodemus Tessin, si capisce che il modello di Santivo era stato veramente studiato da Fontana, ma cosa poi ne esca fuori è abbastanza insignificante. Vediamo invece delle cose molto felici, questo portale del Palazzo Massimi, per esempio. Ogni tanto, di fronte alla sua grande competenza, cultura, capacità tecnica, anche la forza espressiva fa capolino. Un altro esempio molto interessante è questo, l'intuizione di questa grande conchiglia, diciamo, o perla all'interno di una conchiglia che può ricordare la soluzione del Colosseo, ha il suo parallelo nel progetto borrominiano per la Cappella Panfili, ma ha una sua indubbia originalità. Ma veniamo al nocciolo del discorso dell'architetto borghese. Indubbiamente il periodo in cui ha vissuto Fontana è un periodo difficile per la sede pontificia, un periodo di crisi economica, ma è anche un periodo importante perché
a dei papi dissipatori, come erano stati un po' quelli del Seicento, che poco si erano preoccupato dell'erario dello Stato. Succedono alcuni papi invece che, addirittura uno di questi è stato beatificato, che riconoscono come funzione fondamentale dello Stato della Chiesa quello di occuparsi dei poveri. Sono un po' come Papa Francesco adesso, insomma, che ha introdotto questa tematica con forza. Innocenzo XI e Innocenzo XII vanno nella stessa direzione in questo senso, dicono addirittura, si afferma che il patrimonio della Chiesa è un patrimonio che appartiene ai poveri e che quindi lo Stato della Chiesa ha il compito di amministrare bene, e il fatto di di dimostrare che era stato amministrato bene costituisce uno degli obiettivi fondamentali della politica. Ecco, tutto questo insieme allo spirito che poi culminerà nell'illuminismo e che vede, diciamo, una certa autonomia della classe borghese, produce in Domenico Fontana una sensibilità e un'adozione di forme linguistiche estremamente semplificate. Anche qui appunto è un personaggio complesso perché ha due facce. Da una parte abbiamo visto il Battistero di San Pietro, dove c'è un po' di tutto messo alla rinfusa. Dall'altra vediamo questa meravigliosa cortile del San Michele, che è un esempio di semplicità assoluta, ma anche di estrema capacità di amministrare la semplicità. E qui naturalmente Borromini era maestro, perché è certo l'architetto più originale del barocco, ma è anche l'architetto che custodisce un culto della semplicità e dell'operazione artigianale che altrove si perde. Ancora Fontana lo vediamo contemporaneamente impegnato in opere invece più convenzionali. Di nuovo la semplicità nel caso di Santa Margherita in Trastevere, che è sicuramente un modello per l'architettura del Settecento. Ma c'è un'identità artistica di Carlo Fontana? Questa è una domanda che bisogna porsi. Sicuramente c'è, però non è facile da individuare, perché mettendo insieme tutte le opere si vedono cose divergenti, a volte anche contrapponibili. Prendiamo questa che è considerata un po' uno dei suoi capolavori. Che cos'è che si nota rispetto alla prassi corrente dell'architettura delle cappelle romane? Anzitutto una probità tecnica, una capacità estrema di finitura, direi. Questa è una delle cappelle che, a parte la cupola, è tutta realizzata con incrostazioni di marmo autentico, di marmi antichi. E attaccare del marmo sopra a dei pennacchi, che sono superfici sferiche, è tutt'altro che facile. Quindi abbiamo un'esibizione di capacità tecnologiche, abbiamo anche una ripresa di temi che appartengono alla grande tradizione, dal Cinquecento al Barocco, tutto questo sempre lavorato con un distacco, con una capacità di sottrarsi a qualunque tentazione di ingenuità. Altri esempi di architettura fontaniana che dimostrano la sua capacità di adattamento e anche l'estrema flessibilità del suo stile sono questi progetti esteri. Questo per Lanskron, per esempio, è un altro esempio di grammatica razionalista. Qui, nella cupola sopraelevata, che è un'altra delle contraddizioni, perché
Fontana sconsigliava di adoperare la cupola altro che in architetture religiose, poi quando gli capita di costruire un grande palazzo ci mette sopra una cupola. Però questa cupola corrisponde a una sua intuizione, perché vediamo che questa tendenza a sviluppare verso l'alto l'edificio ritornerà in modo molto felice a Montecitorio. Ecco quindi la cupola, negata teoricamente ma affermata praticamente. In effetti Fontana è un amante della teoria, ha scritto un sacco di libri, alcuni di grandissimo interesse, come il Tempio Vaticano o quello sul Colosseo. Sono libri di erudizione, in cui si vede un'organizzazione del lavoro di ricerca, anche questo che precorre tempi moderni. Anche in questo senso si può parlare di un architetto borghese, perché lui non solo assume delle persone per fare delle ricerche, ma addirittura assume un poeta per scrivere quei meravigliosi sonetti che abbiamo sentito raccontare. Abbiamo le ricevute di pagamento di questi signori, quindi non c'è da meravigliarsi. Ecco, però tutto questo non vuol dire che dobbiamo guardare a Fontana come un assente dalla storia dell'architettura. Non è assente sicuramente, non è assente perché tra l'una e l'altra di queste sue operazioni, spesso di carattere strategico per conquistare sempre più potere, la sua vocazione di architetto emerge, qualcosa di sostanzioso. Qui per esempio vediamo un progetto, non è di Bernardo Vittone come sta scritto qui, ma è un progetto di Carlo Fontana che Vittone ha inserito nel suo trattato. È un casino che doveva fare dalle parti di Venezia o comunque in Veneto ed è un edificio affascinante perché unisce una ricerca geometrica molto avanzata in cui c'è una distinzione di spazi protagonisti e spazi secondari e poi riesce a racchiudere tutto questo in una composizione volumetrica di straordinaria armonia. Sappiamo che era uno studioso di proporzioni, sappiamo addirittura che era un maniaco delle regole. Nel suo libro sul Tempio Vaticano c'è un'esplorazione sulle proporzioni che veramente raggiunge una complessità e una finezza incredibili. E tuttavia, tutto questo poi riesce in certi casi a trapelare felicemente. Un altro aspetto straordinario di Carlo Fontana è quello della sua attenzione per il paesaggio. Quando mai un architetto si è interessato del paesaggio? Sono rarissimi, cioè, ricorrere ad architetti pittori che ovviamente hanno una sensibilità tutta speciale, ma qui invece non è un architetto pittore, è un architetto che guarda allo spazio in cui verrà inserito il suo restauro di una torre e tiene conto, come vedete, anche di altri esempi. Naturalmente quello che vedete sullo sfondo è il Circeo, quindi è leggermente esagerato come rapporto tra larghezza e altezza, ma anche questo fa parte. E un'altra cosa che dobbiamo a Fontana è di aver rappresentato questa cosa straordinaria, il Ponte della Badia, che esiste ancora ed è effettivamente uno dei punti più belli del paesaggio della Toscana. Ancora il teatro di Tordinona e finalmente quello che io considero il capolavoro di Carlo Fontana. Non è quello che vedete in primo piano, che è il grande ospizio di San Michele, che pure in parte è stato realizzato dal Fontana, ma che era stato iniziato da Mattia De Rossi. Anche qui, nei confronti di Mattia De Rossi, è stato molto rapace Fontana, come ha levato a Rainaldi
la chiesa di Montesanto, così ha levato a Mattia De Rossi l'ospizio di San Michele, però poi ha costruito il carcere dei minorenni, che appunto io considero il suo capolavoro. Qui vedete la grande dimensione di questo intervento, legato sempre alla carità verso i poveri. La politica pontificia in un primo tempo aveva scelto, come sapete, il grande palazzo del Laterano per fare un ospizio dei poveri, in cui però i poveri potevano entrare e lavorare ma non uscire. Quindi fondamentalmente era un grande carcere. E quindi questa tematica di tenere buoni i poveri e di aiutare coloro che avevano sbagliato compiendo dei reati diventa molto importante durante il pontificato dei due papi Innocenzo. Ecco, qui vedete un'immagine esterna del carcere, purtroppo parzialmente trasformato, ma si tratta, come vedete, di un organismo complesso, un organismo che per certi aspetti si richiama alla semplicità borrominiana. Infatti queste finestre quadrate sono riprese di peso dal convento dei Trinitari. E però, diciamo, dietro questa organizzazione di bucature si legge una formidabile distinzione di funzioni. Anzitutto, vedete la parte superiore, che è una specie di coronamento, è un lucernario sostanzialmente, è un corpo di fabbrica che ha il solo scopo di ospitare delle volte e di far filtrare la luce verso lo spazio centrale, che sicuramente molti di voi hanno visto al cinema, perché è stato centinaia di volte utilizzate, specialmente in epoca di neorealismo. Ecco, qui vedete questa immagine straordinaria che fa capire come le celle sono ordinate come i palchetti di un teatro. Al centro c'è un grande spazio che era destinato al lavoro di tessitura. Per lavorare come tessitori naturalmente dovevano essere controllati e quindi purtroppo, diciamo, avevano i ceppi ai piedi. Comunque sia, questa severità era inquadrata all'interno di una visione e Domenico Fontana ha avuto il grande merito di esprimere con chiarezza questa visione. Qui vedete per esempio in fondo c'è l'altare, quindi questo grande spazio è anche una chiesa dove si possono celebrare dei riti religiosi. Dall'altra parte c'era il luogo delle punizioni, quindi ciascuno degli abitanti di queste celle era in grado di mettere in rapporto destra e sinistra, salvezza e perdizione, punizione e partecipazione collettiva. Quindi si tratta di un edificio in cui il significato permea l'edificio, ma non attraverso le allegorie, attraverso l'iconologia. Non voglio assolutamente detrarre l'iconologia, che è uno strumento formidabile, congeniale con lo spirito barocco, però qui sta nascendo qualcosa di diverso, cioè riuscire ad esprimere dei contenuti senza bisogno di rappresentare dei simboli e delle allegorie. Quindi ecco, qui veramente si sente un'aria nuova che appartiene al secolo che sta nascendo, un'aria nuova che indubbiamente Domenico Fontana riesce a cogliere con grande finezza. Ecco, naturalmente, come tutte le cose che rispondono soprattutto alle esigenze della ragione, c'è una grande freddezza in questa architettura, forse anche aumentata dal tono delle fotografie.
e nello stesso tempo però c'è questa scala umana così accuratamente descritta, e anche quegli elementi di ferro che potrebbero sembrare dei consolidamenti invece sono originali, sono espressione di una sensibilità che secondo me è tra le cose più belle che Fontana abbia saputo darci. Per chiudere, naturalmente non posso non parlare del grande regalo che Fontana ha fatto ai romani. Questo palazzo descritto dal Belli, tra tutti i più meglio palazzoni, Montecitorio è un pezzo signorile. C'è bannerola, orologio e campanile con un grossissimo par di campanoni. 25 finestre, 3 portoni, tra 4 colonnette incise a pile, 2 cancelli di fianco, un bel cortile, fontana, scala reggia e gran saloni. Ecco, come vedete, queste cose tanto apprezzate dal Belli non c'erano. Questo è il progetto di Bernini, e Bernini naturalmente ha fatto un bellissimo palazzo gentilizio con questi ercoli che presiedono l'ingresso, con questo gusto del ritrarsi, questa convessità che è un'altra forma di collegamento con i movimenti del corpo umano, perché prima di abbracciare spesso si tengono indietro le braccia. Sicuramente diciamo, il volume dell'edificio è un'invenzione berniniana, ma quello che ha fatto Carlo Fontana è tradurlo in un edificio pubblico, quindi rendersi conto che questa continua, un po' assillante presenza di edifici nobiliari a Roma era tale in un certo senso da mettere in crisi il senso collettivo della città. Questa è una espressione di una nuova sensibilità in cui ovviamente è parte il sentirsi parte di una classe sociale. E qui effettivamente bisogna riconoscere che Fontana dimostra una sensibilità maggiore di tutti gli altri. Certo, Carlo Rainaldi è un grande artista ed è un architetto di prima grandezza. Fontana forse non lo è, però ha questa capacità di annusare uno spirito nuovo, un modo diverso di vedere la città. E pensate che è talmente convinto di questa visione che adopera con il Papa una strategia tra le più incredibili, perché si è sentito in apertura una lettura che si riferiva a questo fatto, che il Papa, quando lui gli propone di trasformare questo edificio rimasto incompiuto in sede dei tribunali, dice: ma come ti permetti di chiedermi di spendere più di quanto posso? Per riuscire a far diventare questo edificio sede dei tribunali, la strategia di Fontana è prima di proporne l'uso come magazzini, poi di convincere il Papa dicendo: sì, ci mettiamo i tribunali, però mettiamo una tassa a tutti quelli che adoperano il tribunale e questa tassa va ai poveri. E naturalmente il Papa annuisce, accetta. Poi lo costringono a rinunciare alla dimensione originaria del progetto e lui deve incassare e alla fine dirà che forse sarebbe costato di meno se fosse stato realizzato nella pienezza della sua visione. Ecco, qui vedete l'intuizione di Fontana, trasformare questo edificio che era nato come palazzo gentilizio in un edificio pubblico ricco di spazi adatti ai tribunali e poi inquadrarlo all'interno della città attraverso questa piazza semicircolare che avrebbe creato anche lo spazio più adatto a valutare le qualità di questo edificio. Vedete che proprio per abbracciare completamente i due spigoli della facciata berniniana è proporzionato il cerchio della struttura urbanistica. Naturalmente l'edificio sorge in mezzo
a incredibili difficoltà. La cronaca che ne fa Fontana nel suo Montecitorio è una cronaca impressionante, perché ci sono 6 capitoli, uno di seguito all'altro, in cui non parla altro che di difficoltà, e poi alla fine parla di opere buone, naturalmente fatte da lui. Questa sua capacità di autopresentazione, di autocommiserazione è veramente straordinaria e ci fa capire come anche in questo senso sia un precursore, è un precursore di un artista ormai pienamente inserito nell'ambito della società, appartenente a una classe che rivendica dei diritti e che si lamenta di non essere sufficientemente presa in considerazione. Ecco, naturalmente nel progetto ci sono tante fasi diverse, ma la fase finale si caratterizza attraverso questo splendido campanile a vela. Questo è sì veramente un capolavoro, perché riesce a trasformare il senso di un edificio facendone qualcosa che appartiene alla città. L'immagine delle campane è evidentemente un'immagine che richiama il significato collettivo di questo edificio, perché la campana è fatta per far sentire il proprio suono più lontano possibile, e queste campane suonavano non soltanto, diciamo, i tempi dei tribunali, ma anche l'apertura delle scuole. Quindi intorno si sentiva questo scampanio quando iniziava l'attività delle scuole. Tutto questo ci fa capire che Roma stava diventando una città, non dico moderna, ma diciamo un po' meno legata al Medioevo di quanto ancora era all'inizio del Seicento. Ecco, volevo farvi notare, perché non mi consideriate troppo parziale, anche le raffinatezze estetiche, il tocco, diciamo pure geniale. Ecco, questa è di nuovo iconologia allo stato puro. Rui Tora, è il tempo che vola. E qui si vede come il campanile a vela di Montecitorio dialoghi con gli altri elementi emergenti del panorama di Roma e sia quindi uno di quegli elementi emergenti che Bernini notava quando contrapponeva il panorama di Parigi a quello di Roma. Naturalmente all'epoca di Bernini ancora non c'era, però è evidente che in questo caso Fontana ha sentito proprio l'aria della città e ha saputo esprimere questa presenza di un edificio pubblico nel modo più chiaro, più semplice e più convincente. Quello che vedete davanti è niente di meno che il foro del Pantheon. Ecco, quindi affacciandosi a questo buco si cade di sotto. Ecco, non sto a raccontarvi una delle storie più negative, diciamo, della vita di Fontana, perché diciamo, quando si dovette rinnalzare questa colonna vennero consultati i 2 Fontana e nello stesso tempo un capomastro. Il capomastro consigliò di cerchiare la colonna di ferro, di difenderla quindi, e poi di farla cadere tranquillamente, perché ovviamente non era più il marmo che avrebbe sofferto, ma il ferro che la rivestiva. Carlo Fontana invece, fiero di essere discendente, anche se non diretto, di Domenico, volle rievocare la storia dell'innalzamento dell'obelisco di San Pietro, e qui vedete appunto il campanile a vela di Montecitorio con tutti questi lavoratori che cercano attraverso le corde di far salire la colonna. Ecco, la colonna poi salì di pochi centimetri, cade 2 volte, quindi alla fine è molto probabile che a causa di questo spettacolare innalzamento, contrapposto alla saggia soluzione dell'artigiano, abbia ricevuto diverse fessurazioni e un argutissimo commentatore insinuava
anzi mostrò un cartello quando andarono a visitare la colonna con scritto sopra Unum et Trinum. Voleva dire che la colonna si era sfasciata in 3 pezzi. Ecco, chiudo con una cosa del tutto estranea. Io so che del palazzo originario di Montecitorio un elemento tipicamente fontaniano, la fontana, da anni è stata, dopo la sua demolizione, collocata a pezzi dentro un magazzino comunale. E quindi avevo fatto la proposta di rievocarla, quindi vi faccio vedere questa proposta. Guardate come è ridotta la piazza, non mi ricordo se si chiama, una volta si chiamava piazza Gabriele D'Annunzio, poi è stato epurato, credo, D'Annunzio. Come vedete è una specie di fortino in cui ci sono anche sullo spigolo delle vedette. Ecco, la mia proposta era di recuperare non solo la fontana di Carlo Fontana, ma l'Ustrinum di Marco Aurelio, oppure recuperare soltanto la fontana. Questa è l'ipotesi del recupero di entrambi e questa è invece l'ipotesi del recupero della sola fontana. Ecco, per nascondere gli orrori delle case mezze demolite e dei muri che racchiudono il parcheggio dei nostri amici deputati, avevo pensato di utilizzare un sistema che ormai va di moda in tutte le capitali europee, ma che a Roma non è ancora arrivato, quello di questi rivestimenti di verdura che sono permanentemente innaffiati e quindi riescono a resistere anche alla furia del sole. Grazie della pazienza con cui mi avete ascoltato. Grazie al professor Portoghesi. Vi sarete accorti che nel presentare il carcere correzionale ha fatto riferimento a questa dimensione tra salvezza e caduta, i 2 fronti opposti dove si contrappongono appunto la punizione, l'espiazione e la possibilità di salvamento. Ecco, e questa dualità in fondo è quello con cui lo stesso Portoghesi ha ripercorso il senso della propria lettura, perché ha attribuito parimenti a Carlo Fontana l'elegante composizione degli elementi senza il senso però dello scorrere del tempo, questa sua mancanza in fondo di individualità e questa condizione di essere forse il primo grande architetto borghese, diciamo elementi al negativo, contrapponendo altrettanti elementi al positivo, la coscienza di tecnico, la sua capacità quasi tecnologica, il suo ricorrere a una sorta di classicismo senza edulcoramenti, ma un classicismo quasi fatto di razionalità e alla fine questa attenzione continua e sistematica nei confronti delle regole. Grazie, chiamerei al tavolo il professor Bonaccorso che ci parlerà dell'attualità di Fontana.